Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Michele Porcu, benvenuti allo stadio Piero Polese di Cagliari, teatro di questa sesta giornata del campionato di eccellenza regionale. I primi accoppiamenti in area, prima vera occasione importante per il Tortolì per rendersi pericoloso. Parte la conclusione diretta in porta, arriva il vantaggio del Tortolì. La spizzata di testa di Rarinca dovrebbe essere ad aver regalato il vantaggio. È proprio lui, il numero 17 Rarinca. Corda che tenta il lancio, l'occasione per la Ferrini, il salvataggio miracoloso del Tortolì. La palla ancora per Argiolas. Vinci la spizzata, il tentativo di conclusione, era riuscito a liberarsi. Il lancio lungo di Larac alla ricerca di Pirodi. Grande occasione per Alessandro Pirodi che non riesce a insaccare proprio lì da Piras. Il lancio lungo per Vinci che riesce a raccogliere l'occasione. La grande parata di Tangianu in questo calcio d'angolo che può essere importantissimo per le speranze della Ferrini. Allontana Sulis, resta alto l'estremo difensore, finisce qui, non c'è più tempo. La vittoria del Tortolì, basta una rete per gli uomini di Salvatore Mereu, quella di Rarinca arrivata al 15° del primo tempo.